Salute a tutti, oggi vi parlerò di Ozzocca, la città dei giudici sardi. Potrete trovare anche la versione in sardo cliccando sul mio canale Ozzocca sa cittade de sos giudices sardos. Ozzocca era posta a soli 12 miglia, vale a dire a 17,76 km da Tarros, nonché a 18 miglia, ovvero sia 26,64 km dalla città di Neapolis. Toccavano il centro cittadino le strade Antonini a Tibulas Caralis e Item a Tibulas Sulcis. La sua dislocazione reale era invidiabile. Il grande stagno, oggi di Santa Giusta, la metteva a diretto contatto con il mare, mentre la sua posizione al centro della Sardegna la rendeva una tappa essenziale per i viaggi da nord a sud dell'isola. Ozzocca è stata una delle maggiori città della Sardegna antica e molto probabilmente la più importante del territorio arborense. Costruita in un punto strategico, la città trovava protezione all'interno dello stagno di Santa Giusta, sulla sponda opposta rispetto al mare. Tale porto lacustre occupava e si trova ancora in mezzo alle due altre lagune di Marcedì e di Cabras. Dalla città verso l'entroterra si poteva raggiungere in breve tempo il grande giacimento di ossidiana di Monte Arci. Ozzocca non è un toponimo sardo, ma greco. Claudio Tolomeo, vissuto nella prima metà del secondo secolo d.C., avrebbe ricevuto informazioni sul suo nome da altri geografi che lo hanno preceduto, che alla corte di Alessandria d'Egitto disegnavano le mappe delle terre emerse intorno al Mediterraneo. Come per altri luoghi della Sardegna, per denominare quella città, i greci utilizzarono un calco, vale a dire una traduzione letterale nella loro lingua di un nome sardo. Ozzocca è dunque un composto greco formato dall'articolo o, il, e dal sostantivo maschile zokos, che vuol dire sede, seggio, seduta, adunanza. Tiene lo stesso significato il termine zakos, ossia seggio o sedia. In altre parole, Ozzocca, voltato al femminile, vuol dire la sede. In alcuni testi la voce della polis viene corrosa in osaia, che corrisponde alla osea polis di altre citazioni. In quest'ultimo caso, osea altro non è che la sea sarda con l'articolo greco. Sasia è in sardo il bastone nodoso del turru, tirso, che denota la sede del sacerdote. Sea traduce dal sardo proprio l'italiano sede e conferma il calco greco sulla città di Ozzocca. Nella descrizione dell'Italia di Francesco Costantino Marmocchi, Osea è associata a Osco, etnico riferito alla popolazione ivi stanziata. Ancora nel Medioevo, Osca era un villaggio oggi scomparso nell'attuale comune di Terralba. Sea era dunque la sede dei giudici arborensi, nonché sede di diocesi fino al 1503, quando venne soppressa e unita all'arcidiocesi di Arborea, con sede a Oristano. Il canonico e archeologo Giovanni Spano riferisce che in alcune carte antiche Ozzocca era accompagnata dall'attributo Tursina. Tale appellativo può essere riferito al fiume Tirso, che sfocia nelle immediate vicinanze dello stagno, ma anche alla sede del sacerdote o capo tribù detentore del Tirso Turru, ossia il sacro bastone di comando dell'antichità. In greco, Tursazzo era la festa bacchica in onore di Saturno, in sardo Saturru, ossia colui che possedeva il Turru. Il teologo Salvatore Angelo Schintu, in una raccolta intitolata Memorie d'Arborea, riporta le vicende pubblicate nel 1616 dal canonico Antonio Martis, secondo cui in una pergamena la città di Ozzocca era indicata con il nome di Aeden. Una voce similare ad Aeden, ma con diverso significante e significato, venne presentata un secolo prima dallo storico Giovanni Francesco Fara, il quale dice che la città di Ozzocca si chiamava Iade. Il Fara, a differenza di Schintu, conosceva bene il latino. Il toponimo Iade conduce direttamente alla costellazione del Toro, le cui stelle Uades, da cui Buadas o Beadas, disegnavano le corna del bue. L'elmo cornuto era prerogativa dei sardi
Esso rappresentava la notte, anche quella eterna, in opposizione al giorno. I beati sono dunque i bojados, ovvero sia coloro che indossano l'elmo cornuto. La Sardegna, isola occidente dove il sole andava a morire, era detta, oltre che isola dei beati, anche isola dei giusti. Vado nella strada che conosco dinanzi all'isola dei giusti, recita il libro dei morti, riferendosi alla barca solare che, come il sole e la vita, tramonta e muore a occidente. L'isola di Maate per gli egizi è l'isola della dea della giustizia. Esiodo afferma che Crono, liberato dal Tartaro per volere di Zeus, diventa re dei beati, dove sono destinati gli eroi dopo la morte. Pindaro dice che Crono regna nell'isola dei beati, dove dimorano non solo gli eroi, ma anche i giusti. Nella mitologia greca, la divinità che sovrintendeva la giustizia si chiamava Temis, in greco antico Themis, ed era la terza delle Titanidi. Il suo significato è irremovibile. Temi rappresentava la legge e l'ordine. Omero la indica come colei che convoca gli dei. L'equivalente latina di Temi era giustizia, pronunciato giustizia, come in sardo, o dea dei giusti. Con l'avvento del cristianesimo, la città di Ozzocca fu ribattezzata non a caso Santa Giusta, mandando nel dimenticatoio della storia il nome originario suo. Sconosciuta alle antiche fonti geografiche, Giusta venne inserita nel martirologio dal cardinale Cesare Baronio nel 1586, dietro testimonianze locali che dichiaravano l'attendibilità delle fonti. Nel 1616 il canonico Antonio Martis pubblicò la biografia della martire, sostenendo di averla scoperta in un manoscritto. Come un filo di Arianna è possibile percorrere a ritroso nel tempo il labirinto della storia e identificare le analogie che legano la cultura sarda a quella latina, greca ed egiziana. Secondo il canonico Martis, Giusta con Giustina ed Enedina furono messi a morte al tempo dell'imperatore Adriano 117-138 d.C. nella città di Aeden. Il dato è improbabile poiché il cristianesimo si diffuse in Sardegna in un periodo tardo rispetto al resto dell'impero. Però la città di Aeden ricorda molto sia l'Eden o paradiso sia l'Ade o mondo dei morti, luogo dove erano destinati al riposo eterno gli eroi e i giusti. L'Ade in sardo è Sade, dunque la valle felice nel giardino delle Speridi. Il greco Crono è l'equivalente latino di Mercurius, nome sardo composto da Mere e da Curio. Il divo si rifaceva al pianeta Mercurio, che ruotava intorno al Sole più veloce degli altri astri, e per questo l'auriga Mercurio si era guadagnato, secondo Plauto, la fama di messaggero degli dei. Il curro era il carro da guerra e il mere il suo condottiero. Il territorio della Sardegna medievale era diviso in curatorie, a capo delle quali era preposto un curatore o comandante del curru, cinto in testa con il corus o curro, l'elmo cornuto. I bojados o beados erano dunque gli eroi che indossavano l'elmo cornuto o curru. Pertanto l'isola dei Beati o Bojados, posta a occidente del Mediterraneo, dove il sole andava a morire appunto a occidente, poteva essere solo la Sardegna. I curatori, in corona o adunanza de luogo, eleggevano i giudici o sovrani e amministravano la giustizia. Il Zocos o la Ozzocca, calco greco del sardo Ossea, era per questo la sede giudicale, dove i giudici o giusti tenevano le assemblee o abbogios. C'è dunque un filo conduttore che lega Ozzocca a Sea, a Eden o Ade a Sade, Iade o Iadas a Bojadas e Beadas, le Esperidi a Ispera o ultimo raggio di luce, Tursina al Turru o Tirso, Santa Giusta ai giusti e ai giudici, e Temi alla convocazione degli dei attraverso Mercurius. Poco oltre il fiume Oceano, da Focheano o Riu Mare Foche a Monteprama, nel Tartaro o Tarrasso, nei campi Ilusi o Ilusso, riposano ancora gli eroi, giusti o giganti, adornati dal mantello lussureggiante di porpora. A questo punto sorge spontanea una domanda:
Com'è possibile che su luoghi immortali come questo abbiamo perso la memoria storica? La risposta è complessa ma attendibile. I greci si sono interessati alla nostra terra, alla nostra cultura ben prima del periodo romano, traducendo in greco con dei calchi i nomi sardi delle principali città dell'isola. I romani, trascrivendo i testi greci in latino, in molti casi hanno lasciato i nomi greci, talvolta corrompendoli fino a farli divenire incomprensibili ai posteri. Saludos!